Sento la canna bella cera sta soppressa, proprio bella. Ciao ragazzi, bentornati da Giannico che è là che sta preparando la linea, vedete? Eccolo là. E sapete cosa ci preparerà oggi? Sempre una ricetta che si ispira alla Quaresima e soprattutto alla natura, anche se una piccola digressione c'è, insomma, perché insomma, questa roba qua c'è anche la soppressa. Insomma, andiamo a scoprire insieme che cos'è questa bontà, che è veramente una bontà, ve lo garantisco, mamma mia. Ancora verde? Anche oggi allora? Ma adesso bisogna mangiare verde mattina, mezzogiorno e sera. Adesso dobbiamo mangiare grasso, dobbiamo mangiare equissin, dobbiamo mangiare gli ossi a maschio, no? I postumi del carnevale, insomma. Carnevale, festa, opulenza, grasso, no? Però il nostro corpo adesso dice basta, se devo arrivare al caldo, comincio a tirare via una quarta dal letto e ho bisogno di star bene, di sentirmi bene. Sentito la forfora, grattarti. Sì. Male de pelle, salute dei buoi. Ecco. Ok, il corpo, devo dirne, curate. Con le erbe. Con le erbe. Ecco. Ma una volta era così. Tarassaco è per eccellenza un toccasana. Questo è tarassaco. Questo è tarassaco. Questo era quello che ti avevo mostrato prima che vedete i dateni. Ok, già sbollentato, raffreddato. Sì, raffreddato. Adesso che metto una pellicola, il mio tegno è pronto perché avendo anche l'agriturismo bisogna le robe che si fatte. Certo. Adesso semplicemente mani ed artiglio. Mi faccio, non so se te noti che viene fuori da tritassio, guarda. Ah, questa è la maestria di Giannico? No, ma l'esperienza più che altro. Stai facendo il desfritto. Non sbaglio a parlare? No. Guai? Soffritto. Il desfritto, no? No, ma veramente, ti chiedo scusa Stefano, ma l'italiano... Questo non è un'erba spontanea però. Questa qua è... insomma, non bisogna passare dall'inverno all'estate, giusto? Dai tempo anche al corpo di... Certo. No, perché... È una pancetta tua questa? Sì. Che sì. bella, vai. Beh, voi, i miei professionisti, però... Certo. Ma sai cosa vuol dire pancetta buona, pancetta cattiva? Che la gada venire da allevamenti dove da mangiare bene al mastro. Certo, questa è tradizione della cucina veneta, ma anche di casa tua? Sì, diciamo che in altri qua abbiamo sempre avuto molto tarassaco. Per fare 300-500 metri di alzare il livello a Rubio, che era proprio quei prati a gialli, sì. Qui fiori si può fare appunto chi capperi che ti dicevo, ma si può fare anche i fiori bei quando li sbocciai, tocciarli dentro su una tempura di acqua gasata, ghiacciata e farina e friggerli, viene fuori un antipastino spettacolare. Visto che casualmente ti sei qua. A caso. E sarebbe il piatto unico. Lo taglio. Bella spessa. Qua. Beh. Sento la canna bella cera sta soppressa, proprio bella. Anche questa. E quello che mi fa è un codice per dire i maschi da dove chi viene, rigorosamente vicentino. Ma no vicentino, Verona, Rovigo. È una staia che ti puoi andare a vedere. Cioè, se mi te conto monade e dopo riscontro che è una staia altamente intensiva, dove si è là, così, casca il palco, no? Mi ti dico, chi che fa, ti deve vedere la staia, deve vedere quando chi compra, cioè che sia un ciclo, certo. Il famoso benessere animale. Certo. Adesso se devo venire fuori questa storia qua dell'inquinamento della pianura padana, non stiamo a dire che è colpa di allevamenti intensi, è colpa di questo modo sbagliato di usare la natura. Sì. Ma dai, non può essere una vacca, non può essere un maschio
che fa tutto questo inquinamento, giusto? A sera ti si stufa, ti torni in casa, guarda, sta roba qua io mi ho messo un secondo, no, ti metti su 2 ovetti, barzotti, cioè quando che bolle l'acqua, 5 minuti a cucinarsi, 6, te lo spacchi, un piatto, sti radici qua, sopra un bel ovetto, A fine del mondo. fine. Mi sa che i dietologi mi diranno un bel po' di parole perché non andremo più a trovarle. Adesso tocca la sorpresa. Sì, la essere quando ti fai degustazione sorpresa, mangia, spalmea qua lingua sul palato, se si scioglie, se non dà retrogusti del maiale, così vuol dire che è perfetta. La essere dolce. Quindi, siccome che non ho tanto tempo, Te la scotti? io do una scottata perché la diventa piacevole, la si scalda, il palato la si gode. E qua vedo la sorpresa e qua vedo le nostre radicelle. L'ideale per sta roba qua sarebbe salato fresco. Sì? Quello prima di sugarsi, di fare il... Appena fatto, insomma. appena fatto, che non fa la muffa. Ah, Lo tagli per alto, te dai una scottata così. Oppure tanti che mette la luaneghetta. Anche qui a cavallo bueo, tagliamo a metà, una scottata, meglio Certo. sulla griglia che ora c'appanga un po' di fumo. Dito che le drio va, è un profumo, vera. e ora. Ah, tra sorpresa, il brodo con l'anara, le radicelle, mamma cara Giannico. Ti sta passando il raffreddore. Ma visto che abbiamo fatto le nostre, Sì. abbiamo fatto un pranzo, con cosa? Con un'umiltà pazzesca del Certo. prodotto. Fine, basta. Permesso, avanti. Attento con che faccio. Oh, non sta scandalizzata però. No, basta. no, ti parlo il tipo. Edibile. È il fiore del tarassaco questo. È il fiore trasago, è edibile. Però ha una caratteristica, vedi che mi fuori tutto come a graneti, cioè non ti dà fastidio in bocca. Dopo, casualmente, bocca anche sto qua. Cosa sei? Non so. Quello del trifoglio. Ah, Oh, perché adesso i stellati Michelin, certo. chi mette i fioriti anche. Sì, sì. Chi siamo un altro manco. Eh, Non sai per caso che lui ha copiato Andri, no? secondo me sì. Ma secondo me è Siamo causa. come causa. Cos'è che ti dicevi che una volta si curava mangiando E si mangiava curandosi. e mangiava curandosi? Cioè si curava mangiando. Mi sono malato. Insomma, attento, però Ma va che spettacolo, ragazzi. guarda dei colori, Questo è un pasto unico. Ma sì, ti puoi fare un pasto unico, sì. Si sente il selvatico del tarassaco, la sorpresa fatta in casa che è eccezionale. I fiori edibili che dà quel tocco di eleganza. Ma sì. È un piacere malarsi. Dopo venire a curarsi qua da Giannico. Ma sì. Però si dica roba. Ragazzi, incredibile. Ci vediamo alla prossima ricetta, sempre su base quaresimale. Però quella che è la sorpresetta, insomma. Ma te perdoneremo, sei assolto. Io occorre i suoi mesi per essere ora. Sì che la sorpresa era fatta a gennaio. Però ho sentito che scottà così. Eccezionale, ma senti che roba. Mamma mia.